Anna, oggi la prima prova qui all'Istituto Canova di Treviso, che traccia hai scelto e com'è andata? Allora, spero bene in verità, penso bene, spero di aver collegato bene i vari punti. Ho scelto la traccia B2 del rispetto, del fatto che la parola è stata scelta come parola del 2024 e ho parlato del fatto che il rispetto è un valore fondamentale per vivere bene in società. Aristotele diceva che eravamo animali sociali, lo siamo ancora, quindi bisogna relazionarsi con gli altri, però diciamo che oggigiorno il rispetto come valore è un po', cioè è un po' assente, nel senso ci sono altri concetti, tipo l'indifferenza con cui trattiamo il prossimo, l'ignoranza, la superficialità, e poi li ho collegati con alcune argomenti in letteratura e filosofia che abbiamo trattato, tra cui un po' Marx, l'alienazione dell'operaio che viene trattato solo come macchina, oppure anche c'è il collegamento con Pirandello, l'avvertimento del contrario, il sentimento del contrario, un po' che si basa sulla superficialità, e noi oggi praticamente quasi tutti si fermano solo sull'avvertimento del contrario. E sì, c'è la necessità di riscoprire un po' il rispetto per favorire la creazione di relazioni più solide. Ecco, sei preoccupata per le prossime prove? No, in verità no, mi basta finire.